È una montagna moderna ed efficiente quella a cui guardano la Regione Veneto e il Club Alpino Italiano, che da 5 anni stanno collaborando sia nel campo della promozione che del miglioramento delle strutture e dei sentieri. Oltre 2 milioni di euro sono stati investiti per portare i servizi in alta quota e aumentare contestualmente la sicurezza di un ambiente notoriamente ostile. Abbiamo dato la possibilità al CAI di far vedere qual è la propria professionalità, soprattutto nel campo della sicurezza, perché il turista quando si sposta, soprattutto in montagna, cerca sicurezza. Il progetto d'eccellenza è Montagna Amica e Sicura, a cui si affiancano i sentieri parlanti, la celebre app dedicata agli amanti delle escursioni in montagna e la banda larga nei rifugi. Questo ci ha aiutato a far crescere il turismo, soprattutto dal punto di vista della qualità dell'offerta, e ci ha dato la possibilità di sfruttare questa grande energia che ha il CAI attraverso i propri volontari. È un bilancio che prima di tutto parte da un principio di fiducia reciproca. La Regione ha offerto un credito di attenzione, di interesse, di disponibilità, ha stanziato cifre importanti. Il CAI ha messo a disposizione le sue forze, il suo volontariato, e da questo sono derivati dei progetti direi di un certo interesse. A consuntivo l'incontro di oggi nella sala affreschi della provincia, alla presenza della presidente Daniela Larese Filon. Finozzi e Carrera hanno fatto il punto sull'attuazione di importanti iniziative quali il progetto di eccellenza turistica sulle Dolomiti, patrimonio dell'umanità, e i festeggiamenti per i 150 anni del CAI.